Lasciamo finire l'inno mariano, così ringraziamo anche questo. Un piccolo appunto che faccio è, non posso farne a meno. Il sindaco ha parlato di casa comune, lui ha parlato di casa comune, Papa Francesco ha parlato di casa comune nella Laudato Si. Io spero che anche qui se ne parli, no? Che si stia facendo qualcosa. La Laudato Si ci chiede proprio la cura della casa comune, piccola parentesi. Io comincio a dire che sto portando al collo un fazzoletto che non è un fazzoletto partigiano, c'erano i fazzoletti rossi, i fazzoletti azzurri. Gli scout portano al collo normalmente un fazzoletto che indica il colore, con un colore, il gruppo di appartenenza. Anche questo per me è il mio gruppo di appartenenza oggi. Non sono più sono uno scout, ma non un boy evidentemente, ed è il gruppo di cui faccio parte nel mio attuale servizio, è la fondazione intitolata Monsignor Andrea Ghetti, uno di cui parlerò più tardi, ed è proprio un segno di questa appartenenza e anche un segno di servizio. Il tema della mia conversazione è un tema un po' difficile, la virtù della disobbedienza. Chiaramente sarà abbastanza spontaneo fare riferimenti al profeta della disobbedienza, Don Lorenzo Milani. Io però non ne voglio parlare, ci sarà qualche riferimento, ma casuale. Io parlerò di un altro tipo di disobbedienza, nato molto prima di Don Milani, e comincio leggendo questo piccolo discorso. Non è giusto, e noi non lo accettiamo, che ci venga impedito di vivere insieme secondo la nostra legge, legge di lealtà, di libertà, di fraternità. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. Noi continueremo a ricercare nella natura la voce del Creatore e l'ambiente per rendere forte il corpo e il nostro spirito. Che discorso è questo? Cosa sta succedendo? Anzitutto, questo discorso è pronunciato da un ragazzo di 24 anni, caporeparto, capo scout, 24 anni, e lo sta facendo un gruppetto di ragazzi che vanno dai 15 ai 16-18 anni. Sta proponendo questo ragazzo un grande gesto di disobbedienza, anzi un triplice gesto di disobbedienza, e mi spiego. Questi erano scout, è un capo scout che lo presenta, che fa questo discorso ad altri ragazzi scout, ragazzi che per essere scout, come chissà, sicuramente tra di voi c'è chi conosce lo scoutismo, non sto a farvi, ci vorrebbe troppo tempo, lo farei volentieri, ma ci vorrebbe troppo tempo. Per essere scout bisogna fare due gesti. Uno, scegliere di impegnarsi nel movimento scout attraverso la promessa, l'impegno. L'altro è quello di accettare di vivere secondo un codice, una legge, la legge scout appunto. Nella legge scout, tra l'altro io lo dico sempre, è una delle poche leggi che io conosco, non sono uomo di legge, ma che delle leggi che io conosco, l'unica legge che è tutta positiva, non c'è un no nei 10 articoli della legge scout. Perfino nel decalogo ci sono dei divieti, nella legge scout è tutto in positivo. E tra gli articoli della legge scout che questi scout si sono impegnati a rispettare, ce n'è uno, il 7° articolo, che dice, e diceva allora, nella traduzione che era in vigore, diciamo così, lo scout obbedisce prontamente agli ordini. In quel momento, siamo nel 1928, anche questo è importante, ha collocato storicamente questo momento, questo gesto. Era stata pubblicata una legge, un decreto insomma, del governo fascista, che impediva la presenza e l'esistenza di gruppi scout in tutti i comuni
inferiori ai 20.000 abitanti. Qualche mese prima era stato pubblicato un decreto simile che proibiva l'esercizio dello scautismo, l'esistenza di gruppi scout nei centri inferiori a 20.000 abitanti. In pratica, in questo momento, lo scautismo viene abolito per decreto legge. Perché viene abolito? Perché il fascismo ha bisogno di avere il monopolio delle coscienze, e il monopolio delle coscienze si forma attraverso l'educazione, la formazione. In quegli anni, se volete divertirvi a vedere, magari facendo una ricerca in internet, quali erano i media che pubblicizzavano l'idea fascista, una cosa incredibile. Oggi ci sono altri sistemi, ma dai francobolli ai cartelli stradali, ai quaderni di scuola, ai libri, ai manifesti, slogan. Ma c'era bisogno di un'altra struttura. Nel 26 viene formata l'Opera Nazionale Balilla, che guarda caso viene anche strutturata secondo gli schemi scout, cioè dividendola in 3 gruppi, in 3 fasce di età, proprio come fa lo scoutismo. Cioè chi l'ha fatto non era uno stupido, chi ha organizzato questa cosa, ma è evidente che un regime totalitario come il fascismo doveva impedire che esistessero associazioni, momenti, strutture che educassero i giovani alla libertà, perché bisognava arrivare al pensiero unico e bisognava cominciare dai bambini, dai Balilla, giovani italiani, eccetera, eccetera. Quindi c'era l'obbligo di sciogliere i gruppi scout per far sì che tutti i giovani confluissero nell'Opera Nazionale Balilla. Ma c'è stato anche un altro momento, c'è stato in questo momento, insomma, di confusione. Il movimento scout, che in Italia in quel momento aveva già 2 associazioni, una aconfessionale, che è abbastanza vicina alle linee governative, diciamo, ufficiali, e quella cattolica, l'ASCI, Associazione Scout Cattolici Italiani, maschile. Molto vicina e molto legata, pur essendo un movimento laico, legata alla gerarchia ecclesiastica. In tutti i gruppi scout è sempre stato presente un sacerdote con il rango di capo educatore nominato e voluto dalla gerarchia ecclesiastica, quello che succede anche oggi. I vescovi, la Chiesa italiana, addirittura si dice il Papa stesso, si noti poi che siamo nel 28, nel 29 sono stati firmati i patti lateranensi, quindi c'era del movimento, c'era qualcosa che doveva essere equilibrato, magari con qualche compromesso. Il Papa, la Chiesa, suggerisce all'ASCI di non lasciarsi distruggere dal fascismo, ma con un gesto di nobiltà dice: scioglietevi da voi, rinunciate voi a continuare l'attività, non aspettate che vengano quelli a farvelo fare con la forza. Quindi, con un gesto appunto di nobiltà, scioglietevi, con dignità. E allora, in quel momento, siamo nell'aprile del 1928, i gruppi scout fanno queste meste cerimonie di riporre le loro insegne, di deporre i fazzoletti che indicano l'appartenenza al gruppo e consegnano questi segni ai vescovi locali nelle varie diocesi. Quindi questo ragazzo 24enne, che ha di fronte a sé una quindicina di ragazzi più giovani di lui, ma che tutti hanno fatto la promessa scout, sta chiedendo a questi ragazzi 3 forme di disobbedienza, non una, 3. La prima è quella di disobbedire, ma hai pronunciato nella legge scout che devi obbedire agli ordini. La seconda è quella di non consegnare ai vescovi, al vescovo di Milano in questo caso, perché siamo a Milano, le insegne del gruppo scout dal quale appartengono. La terza, la più grande, la più grossa, la più impegnativa, è quella di disobbedire alla legge fascista. Noi continueremo la nostra attività. Non è giusto ci venga impedito di essere ragazzi liberi, ragazzi che vogliono crescere buoni cittadini,
da buoni cristiani, non è giusto. Noi continueremo a fare la nostra attività. Ecco le 3 forme di disobbedienza che un 24enne propone a dei 15-16enni. Per me è grandiosa, è un grande atto di coraggio, un grande atto di fiducia, e questi ragazzi accettano. Ma accettano anche le loro famiglie, perché una disobbedienza di questo genere mette a rischio i rapporti tra le famiglie, gli adulti insomma, e il mondo che loro vivono, la scuola, il lavoro, le pubbliche funzioni. Inizia una clandestinità. Nel maggio del 1928, pressappoco un mese dopo, questi ragazzi escono da Milano con l'uniforme scout nello zaino, vanno in Brianza, mi ricordavo anche il nome del posto dove sono andati, e fanno la prima attività da clandestini, ma in perfetta uniforme scout, che hanno tirato fuori dagli zaini e l'hanno messa addosso per fare l'attività. Perché questi non hanno, anzi questo ragazzo si chiama Giulio Cesare Uccellini. Giulio Cesare è già un bel nome che gli dava forza in qualche modo. Dice: noi facciamo le nostre attività, ma integralmente, non vogliamo fare metà scautismo, fare lo scautismo metà, lo vogliamo fare totalmente, il 100%, con tutti i rischi che bisogna correre, trovare posti nascosti, posti lontani, nascondersi dalle spie, non farci trovare dei complici anche, soprattutto dei complici, e ne hanno trovati tanti, specialmente nei sacerdoti, nella Chiesa. Quindi quando si parla di antifascismo in questo periodo è latente, oppure sembra che sia una sorta di patrimonio esclusivo del mondo della cultura, degli intellettuali, e invece no, c'è anche un antifascismo più pratico, più semplice, più originale se vogliamo, non ideologico, che vive soprattutto attraverso nelle parrocchie e con i sacerdoti. Hanno trovato moltissimi sacerdoti che li hanno ospitati di nascosto nelle canoniche, nelle cantine, nei terreni anche, nei boschi, per poter consentire a questi ragazzi di fare attività mantenendo le cadenze delle feste tipiche, per esempio la festa di San Giorgio, il campeggio estivo, il campo estivo, quindi si fa ogni anno, dove si poteva, dove era possibile, dove c'era qualcuno che gli dava una mano. Si sono dati un nome, una struttura. Chi conosce lo scautismo sa che lo scautismo sia la parte centrale, quella dei ragazzi adolescenti, e il reparto scout è organizzato per squadriglie, per gruppetti. Qui hanno mantenuto questa struttura anche se i ragazzi sono cresciuti di età, ma dovevano darsi dei nomi, dei simboli, dei segni, che sono anche questi tipici dello scautismo. Anzitutto non erano più un reparto ufficiale, ma erano, perché poi in questo gruppo sono arrivati anche ragazzi che venivano da altri gruppi scout che si erano sciolti, ma sapendo che quel passaparola qualcuno continuava, questo gruppo si è rimpolpato, si sono dati un nome, hanno scelto un nome: Aquile Randagio. Aquile, l'aquila è l'animale, l'uccello che vola alto, che cerca l'infinito, che cerca l'azzurro, che cerca la libertà. In qualche caso è stato anche il simbolo di regimi fascisti, di regimi totalitari o di regimi autoritari, l'aquila. Però era una mistificazione evidentemente del significato autentico, originale. Aquile, randagio. Randagio nel senso più nobile del termine di randagio, di quello che non ha casa dove appoggiare il capo alla sera, come è scritto a volte anche nel Vangelo, senza una propria collocazione precisa, senza una casa, ma sempre alla ricerca di un posto diverso, randagio, nobilmente randagio, evidentemente, si sono dati questi nomi. Ma oltre al nome del gruppo si sono dovuti dare anche dei nomi personali per nascondersi, perché questa clandestinità era evidentemente, poteva anche essere scoperta dai ragazzi che parlano, ragazzi che si manifestano in qualche modo. Le spie ci sono dappertutto, lo sappiamo, c'è una letteratura sui
movimenti, sulle strutture che il fascismo aveva attuato per confermare, conservare e per controbattere le opposizioni. Quindi per nascondersi, per poter essere un tantino più sicuri, sono dati dei nomi. Nello scautismo si chiama totem, il nome di battaglia. Adesso i ragazzini se lo scelgono con dei giochi, eccetera, ma allora questo totem serviva proprio come una sorta di carta di identità nascosta per non farsi trovare. E i totem sono diventati nomi di battaglia anche famosi poi, perché questi ragazzi hanno lavorato per parecchio tempo, serviva per conoscersi tra di loro, per tramandare anche le loro memorie quando poi sono riusciti a parlarne. Il capo, Giulio Cesare Uccellini, fu chiamato Tigre, però è più noto col nome di Kelly, a volte addirittura due nomi per poter essere ancora più nascosti. Altri ragazzi, Volpe Azzurra, Bufalo, che sono parecchi, uno in particolare che voglio ricordare perché poi ne parleremo, è Baden. Baden è un ragazzo, Andrea Ghetti, che entra negli scout a 14 anni, entra nel gruppo delle Aquile Randagine a 16 e durante il suo percorso, la sua vita nel gruppo delle Aquile Randagine matura la vocazione sacerdotale e diventa sacerdote, tanto da diventare poi l'anima del gruppo. All'inizio l'assistente, il sacerdote che riprende un po' sotto la sua protezione, la sua guida spirituale, è un sacerdote di Siena che lavora all'Università Cattolica di Milano come segretario di uno degli istituti della Cattolica, Don Enrico Violi, che come totem si dà Dembi, una persona che addirittura li ha ospitati all'interno dell'Università Cattolica, che non era un luogo certamente facile da non far scoprire, era molto, molto pubblico. Ma questi ragazzi iniziano questa loro vita di clandestinità, di attività nascosta e si danno degli obiettivi. Parlando tra di loro cercano di strutturarsi in qualche maniera, non solo dal punto di vista dello scautismo, dell'attività scout vera e propria, ma anche della propria vita. Anzitutto, parlando tra di loro, maturano una sorta di sigla che indica la loro attività, il loro essere. Sono Aquile Randagine, ma per essere tali in questa situazione si definiscono fedeli e ribelli. Fedeli a che cosa e ribelli a che cosa? Innanzitutto ribelli a una legge ingiusta che loro contestano, evidentemente. Ribelli poi a tutto il contesto sociale che fa capo non solo a questa negazione di poter fare scautismo, ma anche a un modo di vivere, un modo di comportarsi, alla negazione della libertà personale, per esempio. Fedeli, evidentemente, ai principi fondanti della loro attività, del loro essere cristiani, del loro essere scout, cioè persone che si preparano ad essere persone libere e autonome nella società, fedeli e ribelli. E questo ricorrerà parecchio durante la loro vita. Un altro invece motto che si danno, che poi più che un motto è un programma. Giurano tra di loro, si promettono tra di loro che la loro attività e la loro ribellione durerà almeno un giorno in più del fascismo. Un programma. Ma questi ragazzi nel 1928 o 29, quando maturano questa convinzione, aspetteranno questo giorno in più del fascismo per 17 anni, perché la loro clandestinità finirà quando finisce il fascismo, e non finisce nel 43, ma finisce nel 45 questa forma di clandestinità, perché tra il 43 e il 45 succederà un'altra cosa, un'altra specie di rivoluzione all'interno di questo gruppo di ragazzi. 17 anni di clandestinità. Io quando racconto questi fatti ai ragazzi, ai nostri fuochi di bivacco nei campi,
vedo davanti a me dei ragazzi che magari hanno 15, 16, 18 anni. Dico, ma pensate di fare questa vitaccia, nascondersi, trovare il modo di comunicare senza farsi capire, trovare complicità, inventare tutto perché può servire per far sì che non solo voi, ma i vostri genitori e le vostre famiglie non vengano scoperti per tutta una vita, per tutto un periodo lungo quanto la vostra vita. Non è eroismo questo, un eroismo quotidiano, tranquillo, vissuto in forma, ecco anche questo va detto, in forma di un grande gioco. Gli scout a volte si fanno queste grandi attività di gioco, ma con in palio un premio, con in palio un punteggio, con in palio una bandiera. Qui c'era in palio ben altro, c'era in palio la vita. E questi ragazzi hanno accettato e hanno continuato per 17 anni a fare questa vita. Non posso e non devo entrare, io devo guardare il campanile là davanti, ma vi consiglierei, se appena avete voglia, voi, i vostri figli, i vostri nipoti, di leggere qualche libretto che adesso li abbiamo, racconta questa vita eroica, questa vita fatta di tanti piccoli episodi, di queste astuzie, anche di bravate qualche volta, perché erano ragazzi come tutti gli altri, che ogni tanto qualche bravata hanno fatto. Ma al di là forse un po' bulletti, no? Si sentivano così sicuri da poter sfidare qualche volta anche la polizia fascista e fare qualche sciocchezza. Qualcuno l'ha anche pagata questa sciocchezza, però ce l'hanno fatta. A dire la verità, questa forma di ribellione, ha detto, questa forma di contrasto, di rifiuto della legge dello scioglimento delle attività scout, è stata tentata non solo in questo gruppo di ragazzi di Milano, poi si è aggiunto anche un fortissimo gruppo di Monza, lavoravano insieme, Milano e Monza, ma anche in altre parti d'Italia è maturata questa idea di ribellione. In fondo lo scoutismo, che nel 1928 l'Asher aveva già quasi 20.000 iscritti, c'erano centinaia di gruppi scout sparsi per l'Italia, non era un seme che aveva germinato solo a Milano, per dire, ma questo seme, basato sulla libertà, sulla volontà di crescere, persone libere, persone mature, insomma, e cristiani anche, coscienti e maturi, era maturato un po' dappertutto e molti gruppi hanno tentato di fare resistenza e di operare clandestinamente, moltissimi. Mi risulta, mi prendo la responsabilità di dire che il gruppo delle Acque Randage è l'unico gruppo di unitati che è riuscito a fare tutto il periodo senza discontinuità. Ha fatto tutto il periodo dal 28 al 45 sempre vivo, sempre attivo, in vario modo. Altri gruppi invece ci hanno provato, hanno ripreso, si sono fermati, hanno ricominciato. Qualcuno è riuscito, specialmente nel meridione, a riprendere a fare attività prima del 45, perché sappiamo che la liberazione degli alleati è avvenuta nel 45 a Milano, nell'Alta Italia, ma nel sud, nel centro e nel sud è avvenuta un po' prima. Ad esempio anche lo scoutismo femminile è rinato a Roma ufficialmente nel 44 e a Roma già gruppi scout e anche nel sud hanno ripreso a fare attività prima del 45. Il 45 è diventato un po', anche per la ripresa dello scoutismo, la data ufficiale, anche se ci sono stati dei momenti, degli episodi diversi e antecedenti a questa fatidica data del 25 aprile del 45. Quindi, dicevo delle tre forme, delle tre disobbedienze perpetrate da questi ragazzacci, da questi ragazzi, da questi scout che hanno sfidato un po' tutto. E vi dicevo che la legge scout, sulla quale avevano promesso, avevano fatto la loro promessa, il loro impegno, recitava: lo scout obbedisce prontamente. Questa ribellione non è un anticipare quello che poi è diventato lo slogan, tutt'altro che uno slogan, è tutto un discorso di coscienza, no? Di Don Milani, che l'obbedienza non è più una virtù, che l'obbedienza deve essere esercitata
con coscienza, o come diceva il nostro cardinale Martini, con discernimento. L'hanno anticipato, senza fare grandi discorsi, l'hanno anticipato in maniera pratica, in maniera non ideologica, io dico sempre. Oggi però la legge Scout, devo dirlo, è un inciso importante, perché c'è stata una maturazione che è venuta fuori anche dall'esperienza delle Aquile Randaggi, ma nell'attuale scoutismo, e la GESCI, associazione che è nata nel 1974 con la fusione dell'associazione maschile ASCI con l'associazione femminile AGI, e quindi si è data una struttura nuova, è stata riscritta la traduzione della legge Scout che risale a Baden-Powell e quella a sua volta si era ispirata al codice dei cavalieri medievali. Il 7° articolo oggi è un capolavoro per me. La guida e lo scout, la guida cioè la ragazza scout, e lo scout sanno obbedire. Saper obbedire vuol dire aver maturato, essere in cammino verso la conquista del discernimento. Il saper obbedire, il saper scegliere a che cosa devo obbedire. E oggi Dio sa quanto dovremmo fare questo ragionamento, su quante cose dovremmo discutere prima di dire un sì. Dagli scout si fa questa proposta, le Aquile Randaggi lo hanno fatto. Oggi agli esploratori e alle guide, ai ragazzi di oggi si dice la guida e lo scout sanno obbedire, devi maturare in te, insieme ai tuoi compagni, ai tuoi capi, la capacità di discernere e di capire a che cosa devi obbedire e che cosa invece no, a che cosa è giusto obbedire e che cosa è giusto disobbedire. È rischioso questo discorso, ve lo ammetto, molto rischioso, molto pieno di rischi e di responsabilità, però è un discorso che almeno noi, a partire dall'esperienza delle Aquile Randaggi, portiamo avanti con coraggio e con convinzione. L'esperienza delle Aquile Randaggi di questi ragazzi si svolge in tutta una serie di attività che alla luce dell'esperienza finale, cioè diciamo dal 45 in poi, ci fanno dire che ha dato parecchi valori e parecchie opportunità allo scoutismo. Lasciamo stare quelle che sono state le opportunità di cui ha goduto la ripresa dell'attività delle associazioni scout dopo il 45, ma ci sono dei valori che vanno al di là della tipica ed esclusiva esperienza scout, e sono anzitutto la capacità di credere nei valori e una cosa importante che secondo me i 17 anni ce ne danno la prova, la capacità di tenere, di tenuta, cioè radicare i valori in maniera così forte da essere capaci di durare per 17 anni senza deflettere. Per carità, ci sono stati ragazzi che sono entrati e sono usciti, che non ce l'hanno fatta, ma il gruppo, soprattutto i capi, questi educatori, questo ragazzaccio di 24 anni del 28, che è durato anche lui, ha fatto tutta l'esperienza, o i ragazzi che sono cresciuti al loro interno, ad esempio Don Andrea Ghetti, diventato poi Don Andrea Ghetti, hanno avuto la forza, dovuta a proprie convinzioni, ma dovuta anche alla coesione del gruppo che viveva questi valori, di continuare senza deflettere, senza andare avanti. E questo è un esempio che ci è stato tramandato e che noi utilizziamo proprio come quasi uno strumento educativo, un esempio sul quale basare, una testimonianza sulla quale basare gli inviti, le sollecitazioni. Un altro valore che questi ragazzi hanno potuto esercitare e ci hanno tramandato è la capacità, attraverso strumenti più vari e più fantasiosi anche, in un regime che era totalitario ma che costringeva all'interno della povera Italia di allora, no? Una sorta di autoreferenzialità, si diceva l'autarchia, no? Era un'autarchia anche culturale quella che veniva richiesta ai ragazzi.
Questi ragazzi invece sono riusciti a mantenere, a trovare la maniera di avere contatti internazionali, quindi di avere una crescita propria anche sulla dimensione umana a livello internazionale. Sono riusciti cioè a tenere rapporti con le associazioni scout straniere che continuavano attività senza essere quindi costretti da un regime totalitario, e quindi a svilupparsi anche culturalmente, avendo quindi un grado in più di autonomia, di competenza, eccetera, rispetto a quelli che erano stati invece costretti all'interno di questa sorta di autarchia culturale. Mi piacerebbe dire tante cose, ma vi rimanderei semmai segreti. Ci sono dei libri che dicono queste cose che non posso dire, cioè gli episodi, i trucchi, i marchingegni per riuscire a fare cose. Ma succede qualche cosa, come già diceva anche Calini prima, nel 1943 c'è una rivoluzione in Italia, succede quello che non sto a ripetere e che tocca anche la vita di questi ragazzi. Diciamo che l'espressione più tragica, che poi è stata nobilitata evidentemente dalla memoria e dai risultati, soprattutto è la resistenza. A un certo punto, da questo caos creato dal passaggio dei tedeschi da alleati a occupanti, fa sì che ci sia anche un modo di reazione per cacciare i tedeschi dall'Italia e inizia la resistenza. Ci sarebbe da dire, ma adesso mi interessa invece parlare di un certo tipo di resistenza. La resistenza dei cattolici si è manifestata in diversi modi, con le armi e senza le armi, con le attività culturali e con la preghiera, il sacrificio, la dedizione al prossimo. Anche questi ragazzi, che tra l'altro avevano promesso nel loro impegno scout di servire il proprio paese, loro lo si chiamava, come ancora oggi si può dire, la patria, molti di questi sono stati richiamati anche in guerra, di questi ragazzi, qualcuno è rimasto anche, non è più tornato dalla guerra, ma hanno disobbedito alla legge che proibiva di fare scoutismo, ma hanno continuato a servire la patria come tutti gli altri, come tutti i ragazzi, quindi nell'esercito e andando nei teatri di guerra. La resistenza diventa una guerra di resistenza, una guerra armata. Questi ragazzi non possono e non vogliono essere assenti in questo momento drammatico per il proprio paese, per la propria patria e per le comunità nelle quali in caso vivevano. Ma fanno una scelta coraggiosa, diversa da quella della resistenza armata, della lotta armata. Fanno una scelta che è totalmente cristiana, totalmente ispirata al Vangelo. Mettono al servizio delle persone che hanno la vita in pericolo, i ricercati, mettono in disposizione le loro competenze, le loro capacità, la loro fantasia, il loro coraggio per mettere in salvo persone, famiglie che sono ricercate e che hanno necessità di non essere presi, insomma, di non essere catturati per essere o deportati o addirittura fucilati. Nasce quindi da alcuni di questi ragazzi, 2 o 3 nomi: Kelly, il capo delle armi dei randagi, Don Andrea Ghetti, ormai diventato sacerdote nel 1939 ed è rimasto nel gruppo come animatore. Nel frattempo Don Enrico Violi si è ritirato un po' nell'ombra, ma sempre presente, ma tirato nell'ombra. È arrivato anche un altro ragazzaccio, Don Giovanni Barbareschi, anzi Giovanni Barbareschi, ancora diacono, entra nel gruppo degli armi dei randagi da diacono e dice la prima messa proprio nel 1944. Decidono di mettersi al servizio di quelli che hanno bisogno di essere messi in salvo. Quindi si fondano
struttura che chiamano OSCAR, che è l'acronimo di opera, soccorso, opera scout, soccorso, ho perso il film, dei ricercati, e la fanno diventare anche una sigla. Parlare di Oscar non è parlare di questo o di quello che stanno lavorando per un espatrio, ma è un nome che sembra un nome proprio, che serve anche per depistare la polizia, le spie, eccetera. E con questa loro struttura, con questa organizzazione che coinvolge quasi subito molte altre persone che non sono del mondo scout, del mondo universitario, moltissimi sacerdoti, riescono a far espatriare in Svizzera, l'unico paese neutrale che può garantire che i ricercati non siano ripresi e poi catturati, o al più possono essere processati con un processo regolare, 2200 persone in quei 2 anni di attività circa, tra il 43 e il 45. Chiaramente per far questo hanno bisogno di avere strutture, collaboratori, punti di appoggio, case che possono far fare, che so, pernottamenti vicini alla frontiera svizzera, comoda da attraversare, e i passi da attraversare sono nel Varesotto e nel Comasco, in particolare nel Varesotto, la Val Ceresio, Varese con i valichi vicinissimi di Cantello, eccetera, e quindi sempre attraverso i boschi, attraverso le colline. Gli scout quindi mettono in gioco, mettono a disposizione la capacità di muoversi facilmente nei boschi, seguire tracce, avere un senso dell'orientamento. Devono far fuggire persone anziane, persone malate, bambini, non solo adulti in forze, quindi bisogna scegliere i posti meno difficili da attraversare, quindi non le montagne, e riescono a fare questo lavoro. Ma questi 2200 espatriati non sono 2200 ebrei o disertori nel senso di quelli che hanno fatto una scelta al momento dell'armistizio, considerati disertori dall'esercito italiano o dai tedeschi, ma vengono aiutati tutti quelli che ne hanno bisogno, applicano il Vangelo nella maniera più integrale possibile. Ogni uomo è mio fratello, non importa che sia l'ebreo che è perseguitato perché è di razza ebraica, non importa che sia il transfuga, non importa che sia il disertore o presunto tale, ma può anche essere il tedesco, può anche essere il delatore che si è pentito e adesso viene ricercato. Tra questi 2200 ci sono anche alcuni militari tedeschi. Don Giovanni Barbareschi, uno di questi attivisti, uno dei più attivi forse nel gruppo Oscar, raccontò di aver addirittura salvato il suo torturatore, perché era stato catturato e torturato a San Vittore, il suo torturatore che stava per essere linciato dagli altri, dalla gente, non dico dai partigiani, ma sicuramente anche dai partigiani. Lo salva, lo porta a casa sua e lo fa espatriare. Addirittura lo ospita in casa. E ci sono delle parole bellissime di Don Giovanni che parla della sofferenza di fare questo atto, del coraggio anche che anche i suoi familiari attuano nell'accogliere in casa come passaggio verso il passaggio del transito per arrivare al confine svizzero, questa persona che sanno che è quello che stava per uccidere, lo stava per uccidere, per fine di questo. Sono episodi che fanno rabbrividire da un certo punto di vista, ma ci dimostrano quanto fosse radicata una coscienza, quanto si fosse formata una coscienza in questi ragazzi, devo dire la verità, non solamente loro, non solo questi che erano scout, ma anche tutti gli altri che collaboravano con loro, un gruppo molto folto, che ha realizzato questa forma particolarissima di resistenza, non armata,
e soprattutto fatta in una maniera proprio, direi quasi anche in qualche caso, contestata dagli altri. Ma dovete salvare i vostri torturatori, i nostri occupanti, i tedeschi addirittura. Sì, anche loro perché anche loro sono fratelli e hanno la vita in pericolo. Poi ci sarà qualcun altro che farà giustizia. In effetti alcuni di questi espatriati sono stati consegnati alle autorità internazionali che operavano in Svizzera per essere processati, ma hanno subito un processo regolare, non un linciaggio, non un processo popolare e così molto, molto sommario. Questo del gruppo Oscar è il valore che da un po' di tempo in qua è stato messo in gioco per dimostrare quanto questa disobbedienza iniziale del 1928 aveva dato dei frutti di altissimo livello, di altissimo valore. E qui posso fare qualche deviazione rispetto, potrei leggere anche per significare, poi chiudo perché credo di essere già andato oltre i limiti concessi. Quello che Don Andrea Ghetti scrisse per dare senso, quando gli fu richiesto, all'azione di Oscar. Perché Oscar ha operato così come ha operato? In ogni momento della vita ognuno di noi è posto di fronte a delle scelte, quella per esempio di misurare fatti ad avvenimenti sul metro dell'utile o della convenienza, non solo materiale, oppure di valutare la realtà che ci circonda sulla dimensione dei valori fondamentali dell'uomo, quei valori senza i quali il nostro esistere perde il suo senso. Così il cristiano che crede nelle realtà soprannaturali deve continuamente fare riferimento ad esse. Non può mai giocare al compromesso che ignora il messaggio evangelico. Questo è stato il nostro punto di partenza di Oscar.